Ci troviamo al Lago dei Salici, nelle terre dei Savoia, la Conca Verde nel cuore del Piemonte. Una grande miscela di storia e di cultura, di arte e di ingegno, di sapori e di tradizioni. Benvenuti al Lago dei Salici, sono Giovanni Riggio. Questo è il Lago dei Salici allo stato attuale, ma i nostri obiettivi per il futuro non si fermeranno qui. Per darvi un assaggio di ciò che potrete trovare venendoci a visitare, vi invitiamo alla quarta edizione del Gran Galà degli Sposi. I still believe in your eyes. I just don't care what you've done in your life. Baby, I'll always be here by your side. Don't leave me waiting too long. Please come by. Still believe in your eyes. There is no choice. I belong to your life because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Buonasera, benvenuti, auguri. Ma facciamo ancora un applausone, forza. Dai. Oh. Dunque, benvenuti innanzitutto a questa splendida location, Lago dei Salici, dove vi siete rovinati alcuni mesi fa. No, sto scherzando, no. Dove avete avuto modo di festeggiare il vostro matrimonio. Questa splendida location dove io farei anche un ringraziamento a Giovanni Riggio che ci ospita questa sera e che ha avuto lui questa stupenda iniziativa di riportarvi qui, quindi un momento importante, io sto dicendo soprattutto per voi care spose, è un modo per rimettere l'abito, giusto? Beh, insomma, invece che metterlo in naftalina per i prossimi, avete avuto modo di ritirarlo fuori. Bene, questa è una serata un po' particolare perché non solo vi sono stati chiesti dei commenti, quindi avete scritto quelli che sono stati quello che è stato il vostro incontro, ci sono stati anche dei commenti che andremo a leggere nel corso della serata che riguardano le suocere, queste suocere stupende, fantastiche, meravigliose. Sì, parliamone, vabbè. Allora, io però, al di là di tutto, al di là di dirvi quello che succederà, accadrà nel corso della serata, verranno premiate 3 coppie, quindi la coppia della dolcezza, dell'eleganza, la coppia dell'anno 2010. Un modo per stare insieme, un modo per rincontrarci, un modo per scherzare un attimo anche in questi mesi di matrimonio. Signori, un conduttore che però che si rispetti non è da solo generalmente sul palco, anch'io questa sera sarò affiancato da colei che è l'organizzatrice di tutto questo, ma anche una bravissima presentatrice, Cinzia Veneziano. Buonasera, buonasera a tutti. Mo' che eleganza, la fata turchina, guarda. Allora Cinzia, io ho fatto un cappello introduttivo di quello che accadrà nel corso della serata, guarda, devo dire sono bellissimi tutti. Bellissimi, io li ho visti in entrata, tutti hanno sfilato, siete veramente stupendi. Erano tutti all'ingresso come se facessero il check-in per partire. Sì, è vero. Però devo dire, allora, noi questa sera ho raccontato che ci saranno 3 coppie premiate. Sì, 3 coppie, quest'anno 3 coppie, in genere premiano una coppia, invece noi quest'anno abbiamo deciso di premiare 3 coppie. La coppia della dolcezza,
verrà così omaggiata di un magnifico gioiello. Coppia dell'eleganza verrà omaggiata di un abito dello stilista Squigliaccioti Roberto. E poi coppia dell'anno invece vincerà un magnifico premio, un soggiorno a scelta. esatto, qui a Fossano. Offerto. Qui, Sì. ragazzi, c'è crisi, insomma, volete capire, insomma. No, voi sapete molto bene che la direzione offre sempre un magnifico soggiorno, quindi io vi pregherei di fare un bel applauso al Lago dei Salici. Ho sentito quando abbiamo detto soggiorno, Sì. c'è stato qualcuno che ha detto anche ai Caraibi ci vogliono 3 giorni andare e 3 tornare, cari, li fate in aereo. Quindi tutto questo verrà appunto deciso e nonché giudicato dai nostri giurati. Andiamo a conoscerli? Sì, andiamo, certo. Allora ci avviciniamo ai nostri... mi dovresti dare una mano. Se no, ma ci mancherebbe, ce la fai. Ecco fai qua. il gentiluomo, no? Allora, i nostri giurati che sono qui, quindi avranno un compito arduo questa sera, sì. nonché di aver letto le storie delle nostre 104 coppie, nonché dare il loro giudizio. Solo 3 giurati, ricordatevi che verranno premiate. Allora, andiamo a presentare la giuria. Sì. Abbiamo innanzitutto il primo cittadino di Caramagna Piemonte, il sindaco Mario Riu. Sindaco, ben trovato. Nonché il professor Luigi Nivoli, scienziato e ricercatore. Professore, molto lieto. E poi abbiamo con noi il giornalista Mario Ruberi, biografo dei Savoia e sceneggiatore del film I Templari. Complimenti. E da uno sceneggiatore passiamo invece a un attore della soap Vivere, Fabio Mazzari. Abbiamo per la cantina Terre da Vino il signor Valentino Vogliotti. Molto lieto. In rappresentanza invece degli imprenditori locali, Franco Carema. Molto lieto. E poi abbiamo qui con noi, vi prego di accoglierla con un grandissimo applauso, la giornalista del TGcom, esperta di moda e tendenza, Francesca Lovatelli Caetani. E invece andiamo su una prova di forza. Campione di braccio di ferro, nonché modello di Calvin Klein, Federico Tripoli. E poi lo stilista Roberto Squillacciotti. Complimenti. Da livemilano.it, una TV molto importante del web, la giornalista Giulia Cernicova. Aspetta, dillo te, è un po' difficile. Shesternikova. Ok. Abbiamo, attenzione, un presidente che però non giudicherà. no, non sarà votante, che è appunto Giovanni Riggio. Signori giurati, buon lavoro. Noi ritorniamo a Centropalco. Sì. Allora,